Sono il dottor Marcello Rigano, sono il primario del reparto di ostetricia e ginecologia del PO di Campo San Piero. Sono l'ennesimo professionista che fa queste dirette e sono propedeutiche queste dirette per i corsi di preparazione al parto che partiranno a breve. Infatti nel link nella pagina potete trovare poi il link per la connessione. Tutti questi incontri che stiamo facendo li stiamo facendo proprio perché con questa nuova condizione in cui ci troviamo, quindi con questa infezione del Covid-19, tutto quello che noi facciamo è praticamente la stessa cosa di quello che facevamo qualche mese fa, solo che chiaramente è cambiato il modo. Come penso abbiano detto i colleghi precedenti, tutto quello che noi facciamo come prestazioni, come assistenza, non è cambiato il nostro approccio a come vengono gestite tutte queste situazioni. Ci sono dei protocolli che ci aiutano alla gestione delle donne e questi protocolli ci hanno permesso di fare dei percorsi che sono proprio percorsi adibiti alle donne sia che hanno una positività sia che non hanno positività. Nella fattispecie nel mio reparto, quindi a Campo San Piero, noi abbiamo un accesso diretto delle donne direttamente in reparto. Quindi tutte le donne che devono accedere chiaramente con mascherina come indicazione appunto regionale, vengono accompagnate dal loro compagno, anch'esso con provvisto di mascherina. Nel momento in cui la donna arriverà, verranno fatte le domande di rito, se ha temperatura, non ha temperatura, se è stata a contatto recentemente o nell'ultima settimana o 15 giorni con persone che potenzialmente possono essere state positive o positive già, e allora a quel punto si sceglie il percorso da fare. Sia che non ci sia stato un contatto o non ci siano delle indicazioni specifiche per la donna comunque verrà accolta, ripeto, nel medesimo modo. Chiaramente se c'è una positività o un dubbio, solo e soltanto in caso di estrema necessità verranno prese tutte le precauzioni d'uso, quindi significa che l'ostetrica che accoglierà la donna verrà mascherata, tra virgolette, con tutto quello che si vede in televisione attualmente, quindi il camice monouso, la doppia mascherina, la visiera che protegge ulteriormente, e verrà fatto tutto quello che è necessario fare per la valutazione della donna e il motivo per cui è venuta. Tutto questo ovviamente, sicuramente come tutte le donne che chiedono, posso essere accompagnata dal compagno. Allora, ci sono anche qui delle indicazioni, non sono ancora ministeriali né tantomeno regionali, ma sono delle indicazioni delle nostre società scientifiche, dove danno come necessario l'accompagnamento del proprio partner, tranne che lui non sia o positivo già con un tampone o quantomeno che abbia dei sintomi che possono far pensare a un'eventuale infezione appunto del virus in oggetto. In quel caso, almeno a Campo San Piero, verrà inviato al pronto soccorso generale e valutato dai medici del pronto soccorso, che riterranno più o meno opportuno se fare un tampone oppure no. Quindi in quel caso il papà, il compagno, farà la sua valutazione al pronto soccorso e solo e soltanto nel caso in cui non ci sarà bisogno di fare un tampone perché non ha i requisiti per una possibile infezione, verrà rinviato su un reparto e allora in quel caso accompagnerà nel suo percorso ovviamente la compagna. Come detto precedentemente, tutti i compagni accompagneranno, scusate il gioco di parole, le proprie donne. Chiaramente e compatibilmente con quello che è sia l'affollamento delle sale parto, ma soprattutto quello che è lo stato che c'è attualmente, quindi di estremo rigore per la salute, per prevenire ovviamente eventuali problemi e la salute quindi delle mamme e dei bambini, si cerca di limitare il più possibile quello che sono gli accessi in sala parto. Questo, ripeto, significa che se il papà non ha problemi di nessun genere, accompagna la propria compagna. Se invece ci sono dubbi o semplici raffreddori che però possono essere indice di qualcosa, e allora in quel caso chiaramente il papà resta lì in reparto ma aspetta in dolce attesa. Come dicevo, ci sono dei percorsi che sono ben stabiliti, ciò significa che se la donna non ha indicazioni particolari, verrà assistita regolarmente, accolta in sala travaglio, nel sala travaglio
In questi casi qua si cerca di metterle singolarmente nelle proprie stanzette e poi in sala parto. In tutto questo percorso, ripeto, se non ci sono motivi, sarà accompagnata sempre dal suo compagno. Nel momento in cui la donna partorirà, verrà portata in reparto e lì, ovviamente, anche se le limitazioni dell'assistenza dei papà non ci sono, chiaramente si cerca di dare un'indicazione di rispettare il più possibile quello che possono essere le eventuali affollamenti del reparto stesso. Quindi è solo buon senso quello che viene chiesto ai futuri papà. Per quanto riguarda i percorsi che sono stati attivati da noi, in linea di massima, tranne che la donna non sia già con un tampone positivo e non c'è necessità o un'estrema necessità di dover fare un tampone per validare o meno la presenza del virus, in quel caso la donna viene trattata regolarmente nel nostro reparto. Nell'ospedale di Campo San Piero, insieme alla dottoressa Bere, che è il direttore della rianimazione, dell'anestesia, ci sono stati fatti dei percorsi che per le urgenze, quindi significa tutte le donne che non possono essere trasferite direttamente per la patologia del Covid e non per la patologia ostetrica e quindi per necessità vengono trattate direttamente in reparto, quindi in ospedale. La sala operatoria è stata attrezzata con una sala operatoria dedicata alle infezioni, alle persone infette, quindi è una sala operatoria che è dedicata solo e soltanto a questo. Quindi nel momento in cui c'è un'estrema necessità o urgenza di eseguire un intervento di un paziente o una paziente positiva, in quel caso, alla fine dell'intervento, la sala verrà ovviamente messa nuovamente in condizioni di essere pulita e sterilizzata e quindi in condizioni per accogliere nuovi interventi. Per quanto riguarda il resto della gestione, viene fatta tutta in reparto. Come dicevo, i percorsi in reparto non sono cambiati grosso modo. L'unica cosa che viene limitata nel percorso e non durante il travaglio e il parto è dall'apertura diciamo dagli ambulatori, tutti gli ambulatori, quindi ambulatori divisionali o dall'apertura della cartella ostetrica, allora in quel caso viene limitata l'accettazione del papà perché in quel caso non solo la donna che è singola, ma accompagnata dal marito, quindi si è già in due. Fate conto che normalmente ci sono circa 15 accessi giornalieri negli ambulatori divisionali, fate il conto, quindi, e tutto questo viene fatto sempre per indicazione ministeriale e soprattutto per il bene delle vostre donne e dei vostri bambini. Per quanto riguarda il parto, anche là non ci sono motivi particolari per dover scegliere o fare scelte diverse da quello che è la normalità. Si legge ormai su internet o altro, è positiva allora deve fare il cesareo. Non è assolutamente vero. Come è già stato detto anche dai colleghi precedenti che hanno fatto gli incontri precedenti, non ci sono indicazioni scientifiche che un'eventuale infezione venga trasmessa al bambino. Quindi non c'è indicazione ad eseguire un cesareo per un o sospetto o una positività della donna. Se viene eseguito un cesareo, viene eseguito per un motivo reale e non per l'infezione da Covid. Io sto dicendo tutte queste cosine che sono semplicemente delle piccole accortezze che noi, ovviamente su indicazione del Ministero e della Regione, abbiamo effettuato per limitare il più possibile tutto quello che sono le possibili infezioni e quindi la diffusione dell'infezione. Proprio per questo motivo, se la limitazione è solo per gli ambulatori e non per l'accesso della sala parto e del travaglio. Vorrei rassicurare tutte le donne che questa infezione è un'infezione sicuramente, come si vede, come viene trasmesso dai giornali, molto importante, ha ripercussioni molto molto importanti, ma soprattutto sulle persone che hanno polipatologie,
nella donna gravida non si è visto che ha determina un peggioramento di quello che sono le condizioni stesse della malattia. Infatti, che io sappia, almeno nel Padovano, sono state 2 o 3 le pazienti ricoverate per positività e soltanto una è stata come dire, avviata alla rianimazione. Altrettanto dicasi per la pediatria. I bambini che nascono da donne Covid positive non hanno infezione. Se risultano positivi non dipende dalla mamma, ma evidentemente per qualche altro motivo ne vengono a contatti. In tutto questo ovviamente ringrazio per quanto mi riguarda il Campo San Piero sia la dottoressa Ber che anche il dottor Vecchiato, che è il primario della pediatria, con cui ovviamente sono stati fatti tutti i percorsi per mettere in sicurezza le pazienti e i bambini. Infatti i bambini non vengono spostati né dal nido né dall'eventuale patologia al reparto proprio per evitare il più possibile il contagio o la contaminazione appunto con possibili e la diffusione delle possibili infezioni. Dal punto di vista ostetrico, ripeto, ci sarà la possibilità sempre di essere seguite dall'ostetrica. L'ostetrica in via di massima sarà sempre con voi donne. In tutto questo ovviamente nel caso in cui ci fosse una estrema necessità, come ho detto prima, quindi l'impossibilità al trasferimento nel presidio hub che è Padova di una donna positiva e quindi la necessità di fare un parto nella fattispecie nel nostro Campo San Piero, l'ostetrica potrà rimanere con voi, secondo appunto sempre indicazioni ministeriali, e tutto questo permetterà ovviamente, uno, di essere seguita sempre da quell'ostetrica, due, di limitare il più possibile quello che possono essere le persone che accedono a voi e di essere seguite nel meglio possibile, ovviamente nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda sempre il reparto di Campo San Piero, vi dico pure che non ci sono state limitazioni o quantomeno alterazioni di quello che è anche il reparto stesso per quanto riguarda i cesari. Infatti i cesari vengono fatti normalmente nella nostra sala cesari, che è quella a fianco alla sala parto, e non abbiamo avuto, come dire, indicazioni particolari, tranne che, come ho detto prima, nel caso in cui ci sia un'estrema necessità con un forte sospetto, allora in quel caso si va direttamente in sala operatoria con la sala operatoria dedicata. In sala operatoria non può essere, ovviamente per motivi tecnici, non può essere presente il papà, che in quel caso aspetterà nella sala travaglio o in saletta d'attesa. Nel momento in cui ovviamente i vostri bimbi nasceranno, allora a quel punto, insieme con la puericultrice, accoglierete i bambini e poi andrete direttamente al nido per fare il primo bagnetto e quindi le prime cure. Leggo già qua una piccola domandina e così poi andiamo avanti. Al termine del settembre, secondo lei riesce a fare il corso di preparto presso l'ospedale consueto? Allora, per quanto riguarda i corsi di preparto, come ho detto all'inizio, questi sono degli incontri propedeutici per i corsi di preparto che su indicazione ministeriale verranno fatti fino a quando non ci sarà una indicazione diversa online. Proprio per questo motivo queste qua sono delle dirette che servono a far capire che partiranno tutti questi corsi, probabilmente il mese prossimo, con tutti i distretti. Quindi bisognerà mettersi d'accordo con il distretto di pertinenza e poi dopodiché, insieme all'ostetrica, si concorderanno ovviamente gli incontri. Gli incontri, come detto, saranno sempre più o meno 8, e in questi 8 incontri ci saranno tutto quello che viene fatto normalmente, solo che viene fatto ovviamente online. Ci saranno gli incontri anche con gli specialisti, quindi con il ginecologo, col pediatra e con l'anestesista. A proposito di questo, finché non partiranno gli incontri e anche dopo, proprio perché non ci si potrà vedere, quindi non potrete avere in mano il famoso consenso per la peridurale, non vi preoccupate. Nel nostro reparto, a Campo San Piero, con la dottoressa Ber, si è deciso di dare possibilità
anche a chi non avesse potuto fare fisicamente il corso, nel momento in cui c'è un accesso in ospedale, che sia per il ricovero, che sia per un controllo, che sia per l'apertura della cartella ostetrica, la possibilità di richiedere il consenso, che viene ovviamente dato e fatto firmare al momento. Quindi anche in questi casi qua di estrema difficoltà di gestione, proprio perché non c'è la possibilità fisica di fare il corso preparto, c'è la possibilità di avere comunque garantita la peridurale. Leggo qua un'altra domandina. Come ci si deve comportare per la visita anestesiologica per avere la possibilità della peridurale? Ecco, ho già risposto anche a questa signora che, come ho detto prima, non essendoci fisicamente la possibilità, ci sarà comunque, viene garantita comunque nel momento in cui la donna afferisce all'ospedale, al reparto. Quindi in quell'occasione viene detto e chiesto: non ho potuto fare per ovvi motivi il corso preparto, e quindi viene dato il consenso per la peridurale. Ricordatevi che nel momento in cui viene dato il consenso, oltre al consenso stesso, c'è da fare alcune come dire, cose tecniche che riguardano gli anestesisti, quindi il prelievo di sangue, l'attesa, e nel momento in cui tutto quello che agli anestesisti è necessario è pronto, è possibile fare la richiesta della peridurale. Vengono fatti tamponi a tutte le donne che afferiscono al reparto. Durante il ricovero ormai è obbligo per noi fare il tampone a tutte le donne. Tecnicamente è difficile farlo al momento del parto, perché ci deve essere una persona che è dedicata a questo, quindi significa che si deve vestire come tutto quello che ho detto prima, quindi il camice sterile, mascherina, doppia mascherina, diventa complicato. Quindi almeno da me in reparto si è deciso di farli la mattina. Un'ostetrica, un'infermiera si veste con tutti i dispositivi previsti e fa i tamponi a tutte le donne che sono nuove entrate o comunque ci sono stati nuovi ricoveri. Ovviamente tutto questo verrà ricordato nel momento in cui andrete a casa. Il tampone normalmente, se è positivo, e speriamo di no, o quantomeno il meno possibile, in quel caso verrà avvisata la donna. Se no, eventualmente la donna può anche chiederlo direttamente al medico curante. Proprio per questo motivo è stato chiesto anche, sempre su online o meno, se i tamponi vengono fatti anche al papà. Come ho detto prima, il papà non viene tamponato, solo e soltanto se c'è necessità, perché ha o sintomi o un forte sospetto di essere stato a contatto con un paziente, un parente o quello che sia positivo, risultato già positivo, allora in quel caso viene inviato al pronto soccorso e sarà il pronto soccorso a valutare se fare o meno il tampone. Tampone comunque che non si potrà avere velocemente, ancora i tamponi, quelli là rapidi di un quarto d'ora o qualche ora, non ci sono ancora a disposizione, quindi comunque passerà tempo prima di avere l'esito. Per quanto riguarda sempre l'organizzazione del nostro reparto, come sempre indicazione del Ministero e della Regione, ovviamente è stata rivisitata quella che è il programma operatorio, quindi significa che sono fatti interventi solo di oncologici, urgenti o indifferibili per sintomatologia. Proprio per questo motivo, infatti, con la chiusura dell'ospedale di Schiavonia stiamo accogliendo sia i colleghi di Schiavonia che, come è successo oggi, anche il dottor Rulli, perché per possibili problemi di rianimazione la paziente è stata operata a Campo San Piero. Altra cosa che volevo ribadire è che è molto importante, oltre alla pediatria, alla patologia neonatale e l'eventuale TIN se c'è necessità, in questi casi qua è molto più importante per quanto riguarda l'assistenza che viene data, partorire in ospedali dove c'è la rianimazione per adulti. Quindi significa che tutti i reparti o gli ospedali che sono sprovvisti, in teoria, dovrebbero demandare ai presidi che sono strutturati in questo modo il parto di donne che hanno, o quantomeno che hanno possibili problemi o possibili patologie. Quindi tutto quello che sono i reparti che hanno o rianimazioni dedicate o pochissimi posti di rianimazione, addirittura reparti dove c'è la semi-intensiva, in teoria sarebbe meglio evitare, quantomeno in questo periodo, di partorire in questi posti.
Eh, altro che no, andiamo avanti. Per quanto riguarda il percorso che è stato stabilito, almeno ripeto, nel reparto di Campo San Piero, come ho detto prima, quindi accettazione normalissima, ricordo sempre l'apertura della cartella ostetrica che verrà fatta sempre a 37 settimane, di telefonare per prendere appuntamento in modo tale da evitare ulteriormente in questo periodo gli affollamenti. Nel momento in cui si apre la cartella ostetrica, verrà fatto il tampone per streptococco, scusa, che se non è stato già programmato, e dopodiché viene programmato il primo controllo che normalmente è a termine, quindi a 40 settimane. A 40 settimane verrà fatto fare sempre il monitoraggio con la eventuale richiesta di una visita ostetrica, che è un più, con una manovra che è quello dello scollamento delle membrane. È una manovra normalmente indolore che però può aiutare a stimolare un po' le contrazioni. Ripeto, tutti i controlli vengono confermati rispetto a quello che è il periodo particolarmente critico, quindi si andrà avanti fino a 41 settimane e 3 giorni, che attualmente per il reparto di Campo San Piero è il termine della gravidanza. E quindi altrettanto, nel caso in cui le gravidanze dovessero protrarsi, allora in quel caso anche il ricovero per l'induzione non viene alterato rispetto a quello che appunto è il periodo di questa infezione da Covid-19. Per quanto riguarda il ricovero per induzione, l'induzione una volta che viene eseguita ovviamente si cercherà di far muovere il meno possibile le donne, sempre per evitare il più possibile contagi o diffusioni di possibili infezioni che sono misconosciute. Nel momento in cui partirà il travaglio, ovviamente il papà sarà sempre, il futuro papà sarà sempre insieme alla compagna e seguirà ovviamente tutto il percorso fino al momento del parto. Beh, se non ci sono altre domande, io ovviamente ringrazio la direzione strategica, ringrazio qua i colleghi che ci hanno sopportato e auguro a tutte le donne di soprattutto una gravidanza e un parto sereno e speriamo di vederci presto. Grazie.